Al via nel deposito dell'ex mercato ortofrutticolo di Mestre la perizia degli esperti disposta dal sostituto procuratore di Venezia Laura Cameli su sterzo e ruote anteriori del bus che lo scorso 3 ottobre ha precipitato dal cavalcavia superiore di Mestre causando 21 morti. È stata smontata la barra sterzante di collegamento tra la ruota anteriore destra e quella sinistra, oltre 2 bulloni, quello rotto e quello aggiustato. Ora bisognerà verificare se si sia trattato di una rottura iniziale, che quindi avrebbe portato allo sbandamento del bus, oppure se sia avvenuta in seguito all'urto o alla caduta. A pochi giorni dall'incidente, però, un ex autista della linea aveva puntato il dito proprio ai nostri microfoni sugli sterzi di questi mezzi. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata, si fa fatica. Basta vedere le strade di oggi che ci sono a Mestre, tipo ad Asseggiano, no? Dubbi da subito espressi anche dall'assessore comunale alla viabilità. L'abbiamo detto fin da subito, se un autobus colpisce continuamente un guardrail e l'autista non riesce a riportare a sinistra il mezzo, vuol dire che qualcosa è successo a quella ruota anteriore destra. E voi avete ben evidenziato in alcune immagini molto eloquenti la questione e oggi finalmente ringraziamo la Procura perché si arriva ad esaminare con i periti questa situazione. Presenti alla perizia, oltre alla PM e ai suoi 2 tecnici ingegneri meccanici dell'Università di Padova, anche i legali della linea e dei 2 dipendenti comunali indagati dalla Procura, oltre ai periti di parte. Saranno eseguite analisi di vario tipo, ancora da stabilire però modalità e tempi. Mentre si attende il prossimo sopralluogo dell'ingegner Migliorino sul cavalcavia superiore il 5 dicembre, gli esiti delle perizie sulle telecamere di bordo e quelli dell'esame autoptico sul cuore dell'autista Rizzotto.